5 Stelle Sardegna presenta Die Pro Die. In collaborazione con Alcocar, concessionaria Kia. Alcocar, nuovo e usato garantito. Alcocar, Regione Giagamanna, fronte motorizzazione. In quest'ultimo periodo nei miei programmi si parla tanto dei maîtres d'hôtel, si parla di questa associazione che è la Mira, ma sì, abbiamo capito che cos'è la Mira. Ma questi maîtres d'hôtel poi chi sono? Se il nostro operatore allarga, voi vedrete, qui intanto abbiamo questo bel ragazzo che si chiama Massimo Contini. E poi invece questo bel ragazzone invece che è il cavaliere De Montis. Insomma, ma che cosa significa essere maître d'hôtel, Agostino? Dunque, essere maître d'hôtel significa innanzitutto gestire delle risorse umane. Gestire delle risorse umane vuol dire che all'interno dei ristoranti si ha una funzione ben specifica ed è quella di coordinare tutto il lavoro dei ragazzi che abbiamo intorno, quindi dei camerieri, e seguirli in ogni loro percorso e farli crescere. Oltre a questo, il lavoro di maître d'hôtel garantisce la privacy dei nostri clienti, che si fidano totalmente di noi, e è diventato negli ultimi anni un manager. Di conseguenza ne deve rispondere all'azienda o alla società o all'albergo di provenienza anche dei risultati economici. In che modo? Promuovendo sempre della qualità, facendo sì di essere continuamente un buon ambasciatore del turismo. E quindi come dico sempre io, che mi reputo bonariamente un nomade del turismo, perché siamo sempre alla ricerca di qualità e sempre alla ricerca di prodotti nuovi e di persone, appunto nostri collaboratori da crescere. Ecco, in poche parole la funzione del maître d'hôtel sarebbe quella di essere l'orologio dell'albergo, sarebbe la persona che riesce in qualche modo a far sì che ogni cosa funzioni alla perfezione, dalla mattina che il cliente si sveglia a quando va a letto la sera tardi. Quindi il maître d'hôtel in qualche modo sicuramente fa la differenza all'interno di una struttura. Se ne è parlato tanto ultimamente, avete sentito gli ambasciatori poi del turismo. Lui Agostino, che ormai c'è una certa età, perché il cavaliere De Montis, che tra l'altro ha vinto anche la scorsa gara, questo mestiere lo fa da quanto tempo? Allora, questo mestiere io ho iniziato nel 68 come scuola alberghiera, che all'epoca avevamo l'ENALC, ed è stato per me una scelta ben precisa che mi ha attraversato tutto il tempo della mia esistenza. È un mestiere che a me mi piace moltissimo, perché malgrado nel periodo poi militare io sia andato come sottufficiale nei paracadutisti della Folgore, sono rimasto comunque fedele al mio lavoro, perché credo non ci sia cosa più bella di poter dialogare con le persone, soprattutto personaggi che molti ritengono inarrivabili, e scoprire che anche in loro c'è un lato umano, una sensibilità, una facciata che molte altre persone non conoscono. Io seguo la Mira in realtà da tantissimo tempo, perché sono molto affascinato dal mestiere che fanno questi signori, che credetemi, loro dicono di essere, vengono considerati, anzi forse è meglio dire, gli ambasciatori del turismo. Lo sono veramente, fanno la differenza all'interno di una struttura, sono importantissimi, ma lui che vince spesso le gare, l'ultima volta l'ha vinta Contini, però in genere vince sempre Massimo. Lo dico sempre: ma quante lampade c'hai, Massimo? Beh, non è il valore di un metro, diciamo, avere tante lampade, però comunque valorizza tanto e fa piacere partecipare a tutte le manifestazioni. Io attualmente sono arrivato a 3 lampade, però insomma non le ho tutte vinte, ho speso anche qualche soldino investendo appunto su me stesso. Assolutamente. De Montis, quante lampade? Ne ho vinto una, La volta scorsa? Sì, la volta scorsa. Diciamo che ho sempre partecipato, ho vinto parecchi secondi premi,
però come lampade ne ho vinto una soltanto, sì. La lampada è importantissima perché la lampada non è tanto il piatto che poi si propone al cliente, questo ce lo spiega Massimo, quanto anche il modo come lo si presenta al cliente. È vero o no, Massimo? È il modo come si presenta, ma di per sé è proprio il piatto, perché in effetti è il piatto che rappresenta il prodotto, il territorio e come il maître attraverso questo strumento accoglie il proprio cliente, perché sì, è vero che il maître è comunque sempre un cameriere, ma ha un livello, diciamo che è proprio a livello di maestro dell'accoglienza. Io ieri parlavo con qualcuno dei vostri colleghi e chiedevo, per esempio si parlava di ristorazione, si parlava di quanto qualche volta ci sia superficialità nel trattare i clienti, per esempio come servire il cliente, il modo come servire il cliente, il modo come trattare il cliente. Questo è molto importante, attraverso anche piccoli gesti dobbiamo far sentire il nostro ospite importante. È una scuola di accoglienza e io infatti adesso mi voglio rivolgere a tutti i ragazzi che iniziano questo mestiere: fatevi guidare, cercate in un maître una figura professionale pronta a istruirvi, perché vi può insegnare tante cose e siate pronti a questo, è un mestiere importante, ecco. Il maître fa la differenza nei vostri locali, fa la differenza nei ristoranti, negli hotel. Ma andiamo a chiedere in chiusura quasi di questa intervista ai nostri due amici, intanto per esempio il Cavaliere De Montis dove lavora e da quanto tempo? Sì, io lavoro in una struttura della Sardinia Resort della Costa Smeralda e il ristorante si chiama Ristorante Il Pescatore, che fa parte appunto dell'Hotel Cervo e Conference Center. Lavoro lì da 19 anni, in compagnia sono da 32 anni, vengo da fare il metro hotel a Romazzino e ho fatto tutto il percorso, insomma, che bisognava fare in quanto riguarda diciamo, gli attestati di qualifica. Volevo aggiungere però, se mi permetti, solo una piccola nota, che per quanto riguarda il cliente, il rapporto che c'è fra il metro hotel e il cliente, ora penso sia molto importante far sentire il cliente a casa sua, a casa propria, perché questo cliente che noi riceviamo in Sardegna fa tanti chilometri per venire a trovarci e noi dobbiamo essere pronti a dare entusiasmo ai nostri ragazzi e a far capire a questo cliente che arriva di dire: benvenuto, noi siamo qui per lei, che cosa ha bisogno? Ecco, dobbiamo essere veramente ben disponibili, sorridenti, però dietro una grande professionalità. Massimo Conti invece? Io lavoro al Colonna Grand Hotel Capotesta di Santa Teresa di Gallura. Mi preme fare un ringraziamento alla Mira. Noi l'abbiamo già fatto anche nelle scorse puntate, ne abbiamo parlato, ne parleremo ancora tanto di Amira. Questo è il numero telefonico in sovrappressione, chiamate se vi fa piacere, se fate questo mestiere, in qualche modo già lavorate nei ristoranti, chiamate, perché loro insomma vi danno una grande mano, vi insegnano tantissime cose. E poi una cosa che mi ha colpito è il darsi una mano l'un con l'altro per migliorare, per dare sempre più un buon prodotto a quelli che sono i turisti che arrivano in Sardegna. Quindi mi raccomando, ricordate, nei vostri locali il metro d'hotel è importantissimo. Grazie a tutti, il cuore batte sempre dentro di voi, no? Giustamente, sempre, e tanti auguri a tutti. Grazie a Massimo Conti e grazie al Cavaliere De Montis. Ma Cavaliere per quale motivo? Il Cavaliere per essere stato innanzitutto tantissimi anni all'estero, che ho passato 29 inverni in Svizzera tedesca a mandare avanti tanti alberghi sempre con personale straniero, e dopodiché questo cavalierato è dovuto a un riconoscimento che i clienti stessi del pescatore hanno voluto dare a me come rappresentante, come dicevo la volta scorsa, di tanta gente silenziosa che lavora nel nostro mestiere e che non vede tanti riconoscimenti, perché magari sembrerebbe un mestiere così poco qualificante per alcuni, ma per noi importantissimo. Come dicevo prima, con la nostra professionalità non possiamo fare altro che valutarlo sempre di più. Sono molto d'accordo su quello che stai dicendo De Montis, non sono d'accordo naturalmente per chi dice che questo è un lavoro squalificante, assolutamente. Grazie a loro impariamo tante cose e soprattutto impariamo a comportarci quando si esce. Grazie a tutti, arrivederci, questo è sempre Die Pro Die. Die Pro Die. In collaborazione con... Un minuto, resta un minuto per poterti dire, li sprecherai per mentire.
Amadò Parrucchieri. A Sassari. Havana Fast Food, la paninoteca di Sassari. L'unica paninoteca che stuzzica e spizzica il tuo palato. Havana Fast Food, la paninoteca di Sassari. I panini più buoni fino a notte tarda. Havana Fast Food, in Piazzale Segni, a Sassari.